TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella giornata del 5 luglio i carabinieri della Compagnia di Mestre hanno dato esecuzione a 2 ordinanze di misure cautelari scaturite da maltrattamenti contro familiari e atti persecutori. Nel primo caso i militari della stazione carabinieri di Spinea hanno portato in carcere un 46enne già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex convivente per violazioni reiterate del predetto provvedimento e su disposizione del Tribunale di Venezia, che ha determinato la custodia in carcere in aggravamento della misura in atto. Analoga situazione si è verificata a Noale, dove i militari della locale stazione carabiniere hanno portato in carcere un 49enne già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali dal novembre 2023. Nello specifico, a seguito di presentazione di querela da parte della sorella convivente per presunti maltrattamenti in famiglia. L'autorità giudiziaria ha disposto quindi la custodia cautelare in carcere. Cambiamo decisamente argomento. Sono 236 i bambini con disabilità per i quali il Comune di Venezia ha attivato il progetto Centro Estivo, che prevede il sostegno di operatori qualificati al fianco dei bambini frequentanti i centri. Grazie a questo progetto, i bambini coinvolti possono partecipare alle attività organizzate nei centri estivi della città e, per situazioni più particolari e gravi, frequentare il centro estivo aperto nella scuola Virgilio di Mestre. I centri estivi che vedono la maggior partecipazione di bambini nell'ambito di questo progetto sono quelli della Polisportiva Terraglio, della BC di Marghera, della Bottega dei Sogni di Favaro Veneto e del Morosini di Venezia. Passiamo alla meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro Meteorologico di Teolo dell'ARPAV, comunica che anche domani, martedì 23 luglio, le temperature resteranno elevate, tanto da far protrarre condizioni di disagio fisico intenso sulle zone pianeggianti e costiere. La qualità dell'aria risulta da buona a discreta. La Regione Veneto ha così diramato la dichiarazione di stato di allarme climatico per disagio fisico almeno sino a giovedì 25 luglio 2024. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.